Allora, Daniela Giust, candidato sindaco per il Partito Democratico, sostenuta quindi non solo dal Partito Democratico ma anche da altre liste, delle liste civiche, Pordenone 1291, Il Fiume e Cittadini per Daniela Giust. Ecco, allora anche a Daniela Giust noi poniamo una domanda che per noi è molto importante, che è quella, diciamo, che affronta la questione del circo con animali. Circo con animali, questione quindi ponibile sia per la città di Pordenone, perché è, dicevo, una questione ancora aperta, ma anche aperta a livello nazionale. Quindi volevamo capire con Daniela Giust le prospettive per un futuro per questa città e come si può affrontare al meglio questa questione e qual è la posizione soprattutto di Daniela Giust come candidato sindaco. Io penso che il circo continui ad essere un grande momento di attrazione per la popolazione. Però credo che molta sensibilità sia stata ormai acquisita da tutti i cittadini, da tutti noi, credo i pordenonesi anche in modo speciale nella cura che dimostrano verso gli animali, per la sensibilità che hanno nei confronti della loro dignità. E quindi io credo che pur avendo Pordenone ospitato sempre le manifestazioni del circo, sia arrivato il momento di dire che insomma gli animali, proprio per la dignità che hanno, non siano più esseri viventi da chiudere in un circo e da domesticare a uso e consumo, direi, di spettatori che vanno lì per divertirsi e per vedere una forma di spettacolo che sicuramente è ancora attrattiva, però forse un po' fuori tempo massimo. Il circo aveva senso fino a diversi anni fa, adesso possiamo pensare a un circo moderno, certamente un circo, perché il circo può avere delle attrazioni ancora particolarissime, purché abbia un'estetica e un'arte tutta sua. Mi viene in mente l'esempio di Po Fabbro. Noi abbiamo un abitante di Po Fabbro che adesso vive a Bruxelles, però ha voluto, per il legame che ha col territorio, restituire alle vallate una particolarità, e cioè manifestazioni di strada di alto valore artistico. E allora io penso che quella sia la direzione. Abbiamo in Europa esempi di altissimo livello di manifestazioni circensi. Credo che Pordenone, proprio perché i cittadini amano gli animali, abbia bisogno sia ancora di ospitare il circo, ma un circo rinnovato. So che 12-13 anni fa c'era stato un tentativo a livello di regolamento comunale di fare questa differenza, cioè circo sì, però non con gli animali. Poi in realtà c'è una normativa nazionale che ha, come ovvio che sia, insomma, a fronte di un solo regolamento comunale, cassato, no, questo tentativo. Io penso che sarà bene ragionare nuovamente su quel regolamento, ma soprattutto chiedere con forza a livello nazionale una regolamentazione del circo che possa continuare ad essere bellissimo e attrattivo, con famiglie che ci vanno volentieri, però facendo un po' un passo in avanti sul fronte proprio del rispetto grandissimo che dobbiamo agli animali.